vincitore, 23 perdenti. I perdenti io me li mangio a colazione. Colazione? Forse avrei dovuto fare colazione, ora mi sentirei meglio. No, 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 no. Resta concentrato. Velocità. Sono più che veloci, sono più che rapido. Sono una saetta. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Formula 1 2013. Come potete ben vedere ci troviamo nuovamente qui, pronti ad affrontare il nono Gran Premio della nostra splendida stagione, ovvero il Gran Premio della Germania. Quest'oggi cercheremo di affrontarlo nella maniera migliore, proprio in vista della nostra classifica piloti, la quale ci colloca direttamente al quarto posto. Abbiamo Fernando Alonso a 3 punti dalla nostra posizione, sicuramente anche Lewis Hamilton a portata di tiro. Quindi se riuscissimo a ottenere degli ottimi successi nelle ultime 11 gare avremmo l'opportunità magari di scalare e ottenere la vetta di questo campionato piloti. Per quanto riguarda il campionato costruttori non ci ritroviamo a buon punto, siamo molto lontani dalla Lotus e soprattutto ancora molto più lontani dalla Ferrari, però sicuramente niente è perduto. Cercheremo quest'oggi quindi di affrontare il nostro Gran Premio come meglio potremo, però prima di gettarci immediatamente all'interno dei nostri box Williams sarà meglio dare un'occhiatina al nostro circuito del Nürburgring. Il circuito di Nürburgring non è facile da imparare. Il rettilineo di partenza e arrivo si apre dopo la curva 16, l'ultima del circuito. Lì è importante raggiungere velocità elevate usando il KERS. Non dimenticare che avrai a disposizione altro KERS al passaggio del traguardo. Ora scendi nella curva 1 e vedrai che la pista si allontana da te. Punta al cono a destra e usa tutto il tracciato disponibile sulla sinistra. Solitamente le vetture sottosterzano molto nella seconda curva prima della discesa ed è difficile rallentare la vettura nella fase di percorrenza della curva 3. Ora sposta la vettura a destra e usa tutta la pista e l'asfalto a sinistra per aumentare al massimo la tua velocità in uscita e lungo il rettilineo. Ora affronta la curva 6, veloce e a sinistra, che ti porta alla 7. Puoi sfruttare i cordoli al massimo in vista del rettilineo prima della nuova discesa verso l'ottava curva, la Dunlop. La superficie di questa curva è convessa e potresti trovarti a percorrerla a velocità troppo elevata. Sposta la vettura a destra e catapultati nel rettilineo successivo verso una chicane ad alta velocità alla curva Schumacher. Il tracciato continua in salita verso la curva 11, una curva a sinistra a 90 gradi. Frena subito dopo il cartello dei 100 metri, ma non decelerare troppo. Puoi usare il cordolo in uscita e poi spostare la vettura a destra alla curva 12. Usa di nuovo l'intero cordolo in uscita per raggiungere la velocità massima nel rettilineo successivo e nella breve curva a destra, la 13. Sposta la vettura a destra e frena di nuovo subito dopo il cartello dei 100 metri. Non essere troppo aggressivo nella chicane finale o potresti essere costretto a rallentare troppo nelle fasi finali. Ora affronta l'ultima curva del circuito, usa tutto il cordolo in uscita e il KERS per affrontare il rettilineo finale. E così il giro al Nürburgring è completato. Bene, come avete ben potuto vedere è uno dei circuiti più dinamici, più versatili dell'intero campionato di Formula 1. Cercheremo quindi di dare del nostro meglio, ma sicuramente questo è un gran premio all'interno del quale la nostra scuderia riconsidererà le nostre condizioni pre-campionato e cercherà di darci ciò che ci aspetta, quindi sicuramente una ricompensa o addirittura un bel calcio nel sedere per mandarci fuori dalla nostra scuderia. Comunque cercheremo di affrontarlo come meglio potremo e l'unica cosa che ci distanzia dal nostro circuito è il nostro box Williams, che appunto vedremo tra poco. State a vedere. Eccoci all'interno dei nostri box Williams. Come potete ben vedere ragazzi, il sole splende alto nel cielo dopo 2 giorni di intensa pioggia. Infatti durante le prove libere, durante le qualifiche non c'è stato davvero uno spiraglio di sole, neanche nelle prove libere. Date un'occhiata, il meteo era abbastanza favorevole, però anche durante le prove libere non c'è stato un tempo abbastanza favorevole. Comunque quest'oggi splende il cielo, ci sono 23 gradi centigradi, sicuramente avremo modo di sfruttare il nostro assetto come meglio potremo. Allora, diamo un'occhiata, sicuramente è un circuito molto complicato ragazzi e affrontarlo con la pioggia non è stato un grande vantaggio per noi, perché sicuramente questo assetto l'ho sviluppato in visione appunto della sessione di qualifica, la quale appunto mi ha permesso di raggiungere la 6ª posizione all'interno della classifica, quindi davvero un ottimo posto per quanto riguarda la nostra casa automobilistica. Allora, ho utilizzato un'aerodinamica molto particolare, alettone anteriore e posteriore abbastanza elevati per affrontare le diverse curve disponibili ad alte velocità, l'alettone posteriore un pochettino più alto di quello anteriore per usufruire
usufruire di particolari vantaggi nel primo settore. Comunque per quanto riguarda la frenata è stata spostata tutta direttamente verso il posteriore per facilitare l'utilizzo del sovrasterzo, ma una pressione sempre elevata per frenate decisive. Per quanto riguarda il bilanciamento mi sono basato anche su una aderenza in curva abbastanza concreta, poiché essendoci la strada bagnata in passato ho dovuto cercare di mantenere la nostra stabilità nonostante le brusche accelerate. Quindi potete vedere i diversi valori che si esprimono in un circuito da bagnato, però anche i nostri avversari a causa del Parc Fermé sono costretti a utilizzare lo stesso assetto, quindi non siamo penalizzati. Per quanto riguarda le sospensioni, anche se è un circuito che si estende in una vasta foresta tedesca di circa 14 km e ci sono diversi rilievi, avvallamenti, le sospensioni sono nonostante tutto sempre a un livello molto basso, ovvero 2,2 per quanto riguarda i valori principali, mentre ho impostato la molla anteriore un pochettino più rigida di quella posteriore per avere più trazione, più reattività, a scapito ovviamente della nostra aderenza in curva, però sicuramente i pneumatici si consumeranno molto più rapidamente. Per quanto riguarda il cambio, ho testato, ragazzi, che sul bagnato la nostra autovettura non riusciva ad esprimere una grande velocità massima, non sono riuscito ad arrivare oltre 300 km/h, e quindi per riuscire a bruciare gli avversari alla partenza ho impostato delle marce corte. Speriamo che vadano bene anche per questa sessione, o come dire, serena. Allora, per quanto riguarda la testata del motore, stiamo utilizzando la quarta testata al 95% di potenza, di integrità, che eroga una potenza abbastanza continua, e non ci saranno cali di potenza, quindi sicuramente non ci darà problemi. Per quanto riguarda l'allineamento della nostra barra della campanatura anteriore e posteriore, la campanatura è stata impostata abbastanza intermedia tra i valori massimi di 3,50 e 2,50, 1,50 e 0,50 per avere grandi accelerazioni in rettilineo. Lo so che in questo Gran Premio non ci sono grandi rettilinei, però ci sono molte curve veloci che vanno quindi a sfiorare le cime delle delle colline, e sicuramente ci servirà una grande accelerazione. Ovviamente l'angolo di questa campanatura è stato impostato molto alto per avere grande stabilità in curva. Per quanto riguarda la nostra integrità a livello strutturale, abbiamo sbloccato nei gameplay precedenti i freni a disco migliorati, e sicuramente avremo un'efficienza maggiore. Per quanto riguarda la nostra strategia di gara, imposteremo dei pneumatici morbidi alla partenza, al settimo giro imposteremo dei pneumatici duri, strategia carburante prudente. Quindi, ragazzi, le gomme morbide e le gomme dure non le ho neanche utilizzate. Questi due treni in pratica sono stati inutilizzati durante le prove libere e le qualifiche, proprio perché la pioggia era incessante e sicuramente le gomme da bagnato le ho completamente usurate. Abbiamo un vantaggio sul nostro Pastor Maldonado, quindi, ragazzi, gettiamoci nella fossa dei serpenti e cerchiamo di migliorare ciò che abbiamo appunto ottenuto nelle scorse settimane. Allora, vediamo quello che riusciremo a combinare. Accendiamo il nostro motore, era davvero un bel po' che non ci lanciavamo nel New Burning, però, ragazzi, non so voi, ma è uno dei circuiti più lunghi mai appunto creati, credo, in tutta la storia dell'automobilismo. Cioè è davvero enorme come circuito. Poi magari fatemi sapere la vostra opinione. Eccoci all'interno della nostra sesta posizione, come potete ben vedere Webber e Rosberg proprio davanti a noi, 3 semafori accesi, ed ecco che inizia il Gran Premio della Germania. Le autovetture lasciano la loro postazione di partenza. Webber, grande partenza, riesce a bruciare direttamente Raikkonen, ma anche noi non siamo tanto male, siamo riusciti a non far slittare le ruote e a ottenere ottimi vantaggi su Nico Rosberg. Attenzione, proprio nei riguardi della prima curva riusciamo a distanziare Lewis Hamilton, si lotta con Fernando Alonso per la prima posizione. Attenzione, lui è all'esterno, è costretto a rimanere un attimino fuori e quindi nuovamente rientra in scia per quanto riguarda la nostra posizione. Primo posto per quanto riguarda la Williams, ottima partenza. Attenzione, il quarto posto, si va un attimino all'esterno toccando l'erbetta sintetica, ma ancora si mantiene il primo posto con Fernando Alonso che tenta il sorpasso qui nel primo settore. Questa sessione appunto molto complicata, vediamo un pochettino quello che riusciamo a fare. Sono abituato in questo circuito, ragazzi, principalmente sul bagnato, perché proprio sull'asciutto non ho mai corso. Allora, Alonso è a circa un decimo di secondo, ci stiamo avvicinando direttamente al secondo settore. Ottima partenza, discreta prestazione nel primo settore. Adesso cercheremo di recuperare nei prossimi giri. Allora, vediamo un pochettino. Ancora Fernando Alonso ricopre la seconda posizione, il serpentone si sta evolvendo. Lewis Hamilton terzo posto, chissà dove è finito il nostro Pastor Maldonado, ma ancora la Ferrari tenta il sorpasso, è costretta nuovamente a rientrare. Vediamo un pochettino, eccoci qua proprio all'imbocco del secondo settore, vediamo un pochettino, certamente ce la stiamo facendo. Allora, vediamo un pochettino, è a 1 secondo e 1, benissimo, è molto lontano dalla nostra posizione, siamo riusciti a ottenere vantaggio. Io direi adesso, ragazzi, di impostare la nostra
miscela normale per non sovraccaricare troppo il motore. Mamma mia, le due chicane della morte, siamo riusciti ad affrontarle molto bene. Queste due chicane avrebbero avuto bisogno di ottime sospensioni elevate, però nonostante tutto siamo riusciti ad affrontarle molto bene. Ed eccoci qui al termine del primo giro, ancora in Germania. Quanto è il nostro tempo migliore? 1:38,978, molto bene, anche con le gomme morbide siamo riusciti a dare del nostro meglio. Stranamente la Williams, partendo dal sesto posto, riesce a graffiare il nostro Fernando Alonso, rubandogli la prima posizione. Però Alonso è partito dal secondo posto. Sicuramente Lewis Hamilton è stato avrà avuto qualche difficoltà nella partenza, però nonostante tutto siamo riusciti a far vedere chi siamo e abbiamo dato del nostro meglio. Attenzione, nuovamente questa maledetta curva, si va direttamente all'esterno. Ancora il quarto posto, questa volta sarà il nostro obiettivo principale, cercheremo quindi di soddisfarlo. Mamma mia che accelerazioni, Lewis Hamilton e Fernando Alonso sono proprio attaccati alle nostre chiappe come due cozze, 6 decimi di secondo all'1. Cerchiamo di conservare il nostro KERS per la sezione del DRS, sarà applicato dal prossimo giro ragazzi, quindi attenzione a quello che combiniamo. Ancora qui in Germania ci ritroviamo in territorio estero e sicuramente fuori casa, dobbiamo cercare di dare anche del nostro meglio. Attenzione ancora nel secondo settore, nella parte in salita, vedete un pochettino come le nostre gomme accarezzano i cordoli di queste piccole colline, di questi piccoli rialzamenti. E ancora nel terzo settore, chissà quello che riuscirà a combinare Fernando Alonso, che è arrabbiato poiché gli abbiamo rubato la seconda posizione. Sicuramente ragazzi dobbiamo vincere questo duello con Fernando Alonso, perché la sua posizione in classifica nel campionato piloti è davvero molto interessante per quanto riguarda il nostro successo in questo campionato, in questa stagione. Questa volta si affrontano le due chicane sempre in maniera abbastanza pulita, però sicuramente abbiamo perso qualcosa. Siamo al primo posto ragazzi, non abbiamo davvero grosse pressioni per quanto riguarda i due piloti dietro di noi, però sicuramente dobbiamo aumentare il nostro distacco. Eccoli qua, finisce il primo giro, eccolo qui. Attivo in questo giro, attento, i piloti entro un secondo di distacco potranno usarlo per sorpassarti. Nuovamente il primo settore si va a frenare in maniera decisa per tagliare direttamente il punto di corda ed avanzare 1:35,700. Il nostro ingegnere continua sempre a parlare, maledizione sarà su quel dannato elicottero che ci osserva. Come avete ben potuto sentire ragazzi, ci troviamo al primo posto con 1:35,742 di miglior tempo. Sicuramente è un tempo molto vantaggioso, però dobbiamo tenere sempre a bada questi due leoni infuriati che ci seguono, ovvero Lewis Hamilton e Fernando Alonso. Attenzione, si va un attimino all'esterno di questa curva, un attimino sporca, eccola, vediamo se siamo riusciti a fare del nostro meglio. Abbiamo rallentato il nostro giro precedente neanche di un secondo, neanche di un decimo di secondo, quindi questo sicuramente è un vantaggio. Attenzione, ancora si va a toccare l'ultima curva prima dell'ingresso del terzo settore. Vediamo un pochettino, ancora la Ferrari di Fernando Alonso si fa vedere nei nostri specchietti, vediamo un pochettino quello che riusciremo a combinare. Intanto stiamo utilizzando sempre una miscela normale ragazzi, le gomme morbide già si sono usurate dopo neanche 3 giri, la temperatura non è neanche molto elevata, però sicuramente il nostro assetto molto reattivo causa questi cali di struttura della nostra miscela morbida. Attenzione, vediamo un pochettino come al solito il pneumatico molto usurato e l'anteriore sinistro, e attenzione, sarà qui che Fernando Alonso potrà, e si toccano le due autovetture, siamo all'esterno, vediamo un pochettino, Fernando Alonso è all'interno, siamo riusciti a chiuderlo nonostante la difficoltà, non ci siamo beccati nessuna penalità e neanche Fernando Alonso. Posizioni sul nostro obiettivo iniziale. Il nostro ingegnere probabilmente ha riferito al nostro pilota la sua grande importanza. I Ferrari si stanno preparando per un pit stop, crediamo sia per Alonso. Perfetto, le Ferrari si stanno preparando per un ottimo pit stop, credo che noi il pit stop l'abbiamo impostato al settimo giro se non sbaglio, non è un problema, però dobbiamo certamente calcolare l'integrità dei nostri pneumatici. Appena ragazzi vedrò che la macchina non riesce più a tenere la strada, cercheremo quindi di effettuare un cambio gomme. Il settimo giro è sicuramente un punto di incognita dei nostri fisici, dei nostri ingegneri, calcolatori che hanno stabilito in passato, però se casomai ci sono dei problemi, non riusciamo a tenere la strada, cercheremo di cambiare le nostre gomme molto prima. Perfetto, attenzione, ancora si affronta il secondo settore molto ma molto rapidamente, si cerca di tenere testa nonostante la grande abilità di Fernando Alonso nello sfruttare le nostre difficoltà, soprattutto nell'ultima parte di questo circuito. E attenzione, ancora questa volta curve affrontate molto ma molto come dire, in maniera perfetta. Attenzione, ancora Lewis Hamilton non si distacca, il trio vincente, questo tridente d'attacco che quest'oggi in Germania sta disputando una grande gara, continua a farsi sentire. Qui Fernando Alonso ancora continua, è costretto nuovamente a rientrare in scia, non stiamo
stiamo spingendo ragazzi troppo la nostra autovettura, non sto rischiando neanche tanto, però sicuramente non voglio farlo per non sovraccaricare il nostro motore. Attenzione, non abbiamo neanche perso nulla per quanto riguarda questo giro, e eccolo che Fernando Alonso tenta il sorpasso nuovamente da questa parte, lasciamolo passare se lo vuole fare, e anche Lewis Hamilton costretti nuovamente entrambi a rientrare. Non sono sicuro dove si applica appunto il DRS in questa pista, perché col bagnato non ho avuto idea di come utilizzarlo, però sicuramente in quella fase ragazzi, perché si avvicinano molto rapidamente. E attenzione, con questa brusca accelerata consumiamo un altro strato subparallelo della nostra gomma, principalmente gomma posteriore destra con ottima trazione, però attenzione nuovamente qui il primo settore, si va a fare la barba al punto di corda della prima curva, con un pochettino di accelerazione data dal nostro KERS cercheremo di avanzare. Attenzione ragazzi, ancora si va in avanti, guardate un pochettino come già l'asfalto si è consumato addirittura per le grandi frenate da questa parte. E attenzione, Mark Webber, l'australiano, dalla Red Bull direttamente tenta il sorpasso su Lewis Hamilton e riesce appunto a completarlo, e sicuramente non ci darà più problema per qualche secondo, per qualche giro, il nostro grande pilota inglese. E ragazzi, sarebbe davvero fantastico se riuscissimo a ottenere una vittoria anche da questa parte in questo grande circuito. Allora abbiamo rallentato di 3 decimi di secondo, me ne sono accorto, però le nostre gomme non stanno tenendo più come dovrebbero. Attenzione, vi lascio appunto l'icona della nostra integrità strutturale. Abbiamo rallentato un pochettino, stiamo facendo avvicinare Fernando Alonso, me ne accorgo ragazzi, sto sbagliando praticamente diverse curve in questo dannato settore, però certamente dobbiamo recuperare. Vediamo un pochettino, ancora la Ferrari si nota appunto dietro di noi, vediamo un pochettino, mamma mia, tutta manetta, perfetto. Il nostro ingegnere ancora non si sta facendo sentire, sicuramente stiamo svolgendo tutto nella maniera migliore, e qui il DRS viene utilizzato. Attenzione, vediamo se possiamo distanziarci dal nostro Fernando Alonso, eccolo che arriva, ha sicuramente 30 km/h in più di noi, ma questa volta con la nostra energia cinetica conservata appunto nel serbatoio principale ci siamo salvati ragazzi, l'abbiamo scampata. Allora vediamo di continuare, attenzione che ancora quinto giro su 15, dobbiamo affrontare ben 10 giri qui in Germania. Meno male che le precipitazioni quest'oggi non sono completamente affermate. Vediamo un pochettino. La vettura dietro di te ha il motore impostato sulla potenza standard. Sicuramente la sua strategia si evolve sul concetto di attesa, avrà sicuramente bisogno di mantenere la seconda posizione finché non riusciremo a sbagliare qualcosa magari ai box ragazzi. Dobbiamo ancora soffrire 2 giri con questi pneumatici, abbiamo un pneumatico anteriore sinistro che è davvero molto usurato, date un'occhiata anche a livello grafico, il pneumatico anteriore sinistro sicuramente è molto diverso dal pneumatico anteriore destro, quindi sicuramente non sono sicuro di riuscire a fermarmi direttamente a questo giro. Ecco, potete vedere che già stiamo perdendo qualcosa, 7 decimi di secondo per quanto riguarda la nostra prestazione precedente, dobbiamo riuscire a spingere. Allora, i nostri meccanici hanno impostato il settimo giro, però io non so davvero se fermarmi al settimo giro, perché potrebbero anche le nostre gomme dure perdere qualcosa col passare del tempo, col passare dei giri. Quindi davvero ragazzi è una cosa che devo pensare in queste ultime curve. Sicuramente stiamo accumulando una grande quantità di piloti dietro di noi, però per non riuscire per evitare di fare appunto le corse e come dire anche i salti mortali agli ultimi giri, cercheremo quindi di tenere queste gomme anche un altro giro. Così dovrai effettuare una sosta ai box. No, maledizione, non sono riuscito a capire cosa ha detto il nostro ingegnere. Però ragazzi attenzione, le nostre gomme non stanno tenendo. Però maledizione, non sono riuscito a capire che cosa ha detto. Il pit stop non è stato impostato per questo giro, quindi cercheremo di attendere un attimino ragazzi. Io rischio ragazzi e le gomme non le cambio questo giro. Attenzione, vediamo di... no, come non le cambio, maledizione. Vediamo. Ragazzi, cambiamole, me la sono pensata in questo attimo. Andiamo. Lo so che... Oh mamma mia, guardate un pochettino già come fanno le gomme. E scusate se ho avuto questi cambi immediati di mentalità per quanto riguarda le nostre gomme, però si sono usurate troppo. Nell'ultima curva ho avuto davvero grossi problemi, avete visto la vettura come è andata appunto a perdere tantissimo, quindi sicuramente devono essere cambiate. Lo so che ho appunto avuto questo cambio di idea in maniera molto rapida, però dovevamo farlo immediatamente. Le nostre gomme dure resisteranno ragazzi, non vi preoccupate. Agli altri piloti quando rientri in pista. Le nostre gomme resisteranno. Adesso vedremo di impostare ragazzi la nostra miscela maledizione, non lasciatemi direttamente così. Ok, procediamo, attenzione, Mastro Maldonado, fammi passare, dannazione, ho molto più da fare. Avanti, fammi passare, maledizione, fammi passare. Adesso imposteremo la nostra miscela, la nostra intensità di carburante al massimo nel momento in cui ce la potremo fare. Avanti che ci riusciamo, avanti, gomme dure pronte, perfetto. Allora, miscela elevata ragazzi, scusate se questo giro non parlerò molto, ma dovrò concentrarmi sul recupero. Avanti. Forza che ce la facciamo, dobbiamo recuperare ragazzi. Ho impostato la miscela elevata e cercherò di concentrarmi molto.
Perfetto, avanziamo, stiamo affrontando il primo settore abbastanza bene, adesso vediamo un pochettino come va il secondo. Bene, cerchiamo di procedere, abbiamo sporcato un attimino il pneumatico anteriore sinistro, avanti, Berger davanti a noi, cerchiamo di recuperare, oh mamma mia. Sei più veloce della vettura davanti nel settore 1. Sfrutta questo vantaggio DRS per superarla. attivo, attenzione, scintille sul nostro volto, vedremo un pochettino se riusciremo a fare qualcosa di interessante. Avanti, abbiamo superato Bergen, ragazzi, e siamo arrivati, questo è il momento della verità, piloti fermi a cambiare le gomme, attenzione, vediamo se siamo riusciti a fare qualcosa di importante. Si affronta anche quest'ultima curva nella maniera peggiore, non siamo riusciti a tenere molta aderenza, si va in avanti, cercheremo di fare del nostro meglio a tutta manetta. Stanno uscendo adesso i piloti, stanno uscendo adesso, cercheremo, sono già usciti, maledizione, diversi piloti sono già usciti dalla loro locazione principale. Fernando Alonso è settimo, è davanti a noi, dobbiamo superarlo, ragazzi, dobbiamo superarlo adesso. Avanti, 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 che ce la facciamo. Anche lui le gomme dure, però non sono molto in temperatura. Andiamo, maledizione, forza che ce la facciamo, forza che ce la facciamo, forza che ce la facciamo, forza che... Rimasto molto carburante, tieni d'occhio il livello nei prossimi giri. Maledizione, proprio adesso che ci serviva, ragazzi. Abbiamo ottenuto addirittura il miglior giro per quanto riguarda questa sessione. Avanti, avanti che ce la facciamo, spingiamo a tutta manetta. Abbiamo esaurito purtroppo il nostro KERS. Avanti che lo recuperiamo, ragazzi, non voglio finire secondo. Avanti, avanti. Avanti che lo riusciamo a prendere, è molto lontano, maledizione, che accelerazione che ha questa Ferrari, dannazione. Vediamo se possiamo procedere adesso nel secondo settore. Purtroppo la miscela non sono riuscito a gestirla molto bene, però cercheremo adesso di ottenere il vantaggio con il nostro DRS. Avanti, avanti a tutta manetta, vediamo se riusciamo a recuperare qualcosa, forza che ci riusciamo. Avanti, avanti da questa parte, eccoci nell'area del DRS attivo, forse ce la faremo, ragazzi, abbiamo molta più velocità di lui, speriamo. Non ce la faremo in questo giro forse, ma magari nel prossimo, vediamo un po'. Attenzione, mamma mia, vediamo se riusciamo a passare. Wow, si prende appunto il volo in questa parte, ancora si insegue Fernando Alonso, si dovranno fermare ancora diversi piloti, è stato più veloce di noi, maledetto. Andiamo, che gara, ragazzi, contro Fernando Alonso, si parte all'inseguimento, ancora DRS attivo, e sarà qui che riusciremo a fare qualcosa forse. Attenzione, si va in avanti, vediamo un pochettino. Mamma mia, il colpaccio della Williams ottiene il primo posto, siamo ancora vivi, mamma mia che grande sorpasso, sono tutti in piedi al muretto dei box, ci sarà anche Jean Todt che starà esultando. Che grande sorpasso, ragazzi, per quanto riguarda la nostra Williams, mamma mia, ci siamo fatti valere, abbiamo riconquistato il posto che si era ripreso Fernando Alonso in passato, e adesso si continua con tutto il cuore che abbiamo disponibile. Attenzione, il nono giro è adesso iniziato con grande tensione. Adesso la lotta è iniziata tra i due qui al Nürburgring in Germania. Le autovetture sfrecciano appunto tra i rilievi montuosi di questa splendida Germania quest'oggi. Ancora Vettel in casa non riesce a far del suo meglio, terzo posto, e ancora la Ferrari dietro di noi, tenta il sorpasso. Fernando Alonso si vede con le gomme, vediamo un pochettino quello che può combinare. Ancora, ragazzi, vedete un pochettino quando mi concentro e non mi perdo in chiacchiere come arrivano i risultati concreti appunto nella nostra gara. E si va ancora, DRS attivo per la Ferrari di Fernando Alonso, si chiude all'interno, cercheremo di portarlo all'esterno verso la zona della ghiaietta. Si continua, la Ferrari, eccola, si toccano le due autovetture. Ancora si va in avanti, vediamo un pochettino quello che si riesce a combinare. Eccoci qui, avanti ancora da questa parte. Bene, perfetto. Allora, vediamo un pochettino, lo so, ragazzi, che mi avete detto che il carburante ottimale ci può condurre con la miscela 2, ovvero normale fino alla fine. Io mi fido di voi, ragazzi, spero che abbiate ragione. Attenzione, nuovamente nella curva dove c'è il punto di corda che ormai l'hanno distrutto, perché si è messo in mezzo alla strada. Io dico, le autovetture passano da questa parte, perché non sollevate quel paletto e lo levate dalla strada? Che lasciate una roccia in mezzo alla strada quando le autovetture possono investire, maledizione. Allora, abbiamo ottenuto il primo posto, ragazzi, sarebbe davvero fantastico se riuscissimo a vincere. Allora, vediamo un pochettino, intanto mi sistemo un attimo le cuffie che le ho quasi perse nell'esultanza. Più veloce della gara. E Nico Rosberg ha effettuato il giro più veloce della gara. Un attimino io sto rallentando, ragazzi, per cercare di mantenere l'assetto delle nostre gomme che si stanno già consumando. Allora, mi avete detto che con il carburante ottimale riusciremo davvero ad avere ottimi risultati col passare del tempo. Io spero che sia così, ragazzi. Intanto adesso voglio dare un'occhiata al direttore di gara per vedere come sta andando.
Allora, sono andato un attimino nella sezione della pausa perché voglio vedere le gomme che hanno impostato i nostri avversari. Allora, abbiamo visto che Fernando Alonso non ha delle gomme morbide, quindi questo è un bene. Vettel, siamo tutti con le gomme dure, quindi non ci sono problemi. Ci lanciamo nuovamente in battaglia. Allora, vediamo un pochettino che possiamo fare. Nuovamente secondo settore, si va in avanti. Allora, intanto Fernando Alonso sempre dietro di noi. Vediamo un pochettino, questa sarà la zona dell'attivamento del DRS. Ancora no, non va. Allora, vediamo un pochettino. Ancora un miglior giro di 1,34, ragazzi. Sicuramente possiamo fare anche meglio. Come vi ho detto, mi fiderò di voi per quanto riguarda la storia del carburante. Siamo molto lontani da Fernando Alonso, sfruttiamo il nostro KERS, la nostra energia cinetica conservata, per non farlo arrivare neanche alla nostra Williams. Perfetto, si affronta nuovamente la chicane, la penultima chicane prima dell'arrivo. Benissimo, sfruttiamo ancora la nostra energia cinetica e si lascia Fernando Alonso nei meandri, nelle segrete di questo serpentone. Ok, 11. La mia preoccupazione, ragazzi, sono i pneumatici. Avete visto che li abbiamo cambiati un attimino prima e Fernando Alonso molto lontano dalla nostra posizione, ragazzi. Però io un giro lo voglio tenere il carburante con miscela bassa, eh? Lo so che voi come al solito me lo dite, mi dite tranquillo, non ci sono problemi, la vettura riesce ad arrivare lo stesso, però io un giro lo voglio tenere con miscela bassa perché non sono molto, come dire, ho sempre, come dire, la paura che finisco il carburante, quindi tenendo questo giro con la miscela bassa non solo recupero in fattore di gomme, ma soprattutto aiuto la nostra autovettura a non essere troppo sacrificata per quanto riguarda il carburante. Quindi anche con le gomme cercheremo di recuperare qualcosa. Avanziamo, cerchiamo intanto di non farci beccare dal nostro Fernando Alonso, perché ragazzi, se ci superasse adesso... Carburante ottimale. Se ne hai bisogno puoi passare alla modalità carburante 2 o 3. Ah, grazie. Allora ragazzi, visto che il nostro ingegnere ce l'ha confermato, non avrò più dubbi, come dire, non sarò più scettico su questo argomento, quindi certamente cercherò di mantenere un aspetto abbastanza elevato per quanto riguarda il carburante. Molto bene, adesso abbiamo anche più un giro. Il problema è che se Fernando Alonso riuscisse a che la vettura alle tue spalle abbia impostato il motore sulla massima potenza. Eccolo! Di raggiungerti. Vuole superarci il maledetto. Però attenzione ragazzi, che come vi ho detto, se riuscisse a superarci Fernando Alonso non avremmo più tutte le possibilità per superarlo in seguito, perché sicuramente abbiamo le gomme che sono più usurate delle sue. Prima abbiamo avuto il vantaggio delle gomme che erano più calde per quanto riguarda la temperatura e sicuramente eravamo molto più reattivi di lui, per questo l'abbiamo superato. Però adesso lui ha le gomme molto più integre delle nostre, quindi la stessa situazione che è avvenuta appunto prima per quanto riguarda la nostra prestazione ci appunto ritornerà contro per quanto riguarda l'ultimo giro, ragazzi. Quindi ancora la gara è molto aperta ed eccolo Fernando Alonso tenta il sorpasso in questa fase iniziale. Vediamo quello che riesce a combinare. È costretto nuovamente a... no, non è costretto a fare niente. Tagliamo nuovamente il punto di corda. È qua dove stiamo correndo, nella sabbia, maledizione, che lasciano. Al massimo, il giro veloce è suo. Webber, benissimo, però voglio capire, gli addetti alla pista, ma non capisco, ci sono dei detriti sulla pista, perché non li rimuovete, maledizione? Ci dovete far ammazzare, maledizione. Continuiamo. Allora, ancora Fernando Alonso, questa volta ho rallentato tantissimo, ragazzi, per spiegarvi la mia teoria sugli addetti in pista. Attenzione, avanti, abbiamo rallentato di 5 decimi di secondo e ancora si va in avanti con tutto l'amore che abbiamo disponibile per questa nostra autovettura. Con la Williams tenteremo di fare l'impossibile quest'oggi in Germania, di strappare il primo posto. Ancora 12° giro, ragazzi, forse pericolo per quanto riguarda le nostre gomme. La gomma anteriore sinistra è molto usurata, non voglio avere problemi come vi ricordate in Malesia, che siamo stati appunto superati da tutti. Speriamo che reggano queste gomme, maledizione, speriamo che reggano. Allora 1,34 come miglior giro, probabilmente abbiamo ottenuto qualcosa di meglio. Avanti, cerchiamo di non effettuare brusche accelerate, brusche frenate, ma ovviamente dobbiamo mantenere anche il primo posto. E attenzione, grande distacco, 1 secondo e qualcosa per quanto riguarda la nostra posizione. Fernando Alonso si è allontanato tantissimo, lotta con Lewis Hamilton, addirittura esce fuori pista, ragazzi. Attenzione, mi piacerebbe avere, come dire, quei televisori che hanno i commentatori ai più grandi, come dire, alla televisione, per vedere anche cosa fanno le altre autovetture, la prospettiva del pilota e vedere cosa è successo tra Lewis Hamilton e Fernando Alonso appunto in queste ultime curve. Però ci accontentiamo. Allora vediamo un pochettino, ancora gomma anteriore sinistra molto usurata, speriamo che le due posteriori reggano, perché fin quando la gomma anteriore sinistra si usura non è un problema se quelle posteriori sono a posto. Io riuscirò a gestirle più o meno con il volante e anche l'acceleratore dosato nella maniera migliore. Però quando vanno via anche le gomme posteriori, ragazzi, siamo, come dire, un pochettino fregati, attenzione, meno male la temperatura è un pochettino ostile quest'oggi, perché ci sono anche 23 gradi centigradi, quindi sicuramente non è che ci sono grossi vantaggi per quanto riguarda l'ambito pneumatici, ovvero gomme. Attenzione, si continua, abbiamo migliorato il nostro tempo, però attenzione a non combinare pasticci e abbiamo ancora
ancora usurato un pochettino di più la gomma anteriore sinistra con questa brutta frenata, con questa brusca accelerata. Allora vediamo un po', ancora si nota il cavallino impennato in nero della Ferrari, che ce l'abbiamo attaccato proprio alle chiappe, con Lewis Hamilton che tenta sempre di fare del suo meglio. Attenzione, mi immagino ragazzi, se fossimo partiti primi appunto dalla prima posizione, quello che avremmo combinato. E ancora si va, mancano 3 giri alla fine, vediamo se possiamo fare qualcosa di importante. Si accelera al massimo delle possibilità, ricordate ragazzi, cordoli amici sull'asciutto, nemici sul bagnato. E ancora si distacca Lewis Hamilton, l'inglese, riesce a farsi valere superando Fernando Alonso e avvicinandosi molto alla prima posizione, la quale gli è stata strappata appunto nelle prime fasi di questa gara. Attenzione, si va adesso con queste brusche accelerate in queste 2 curve in maniera davvero decisa. Attenzione, andiamo, facciamo raffreddare un attimino le gomme. Ancora Lewis Hamilton dietro di noi, tenterà il sorpasso, non si sa, chissà che cosa farà in questo giro. Eccolo ancora dietro di noi con un paio di scintille in faccia, e vediamo quello che riesce a fare. Tenta il sorpasso, 2 giri alla fine. Mamma mia ragazzi, attenzione, andiamo a tutta manetta, ancora brusca accelerata. Il carburante adesso un aumento ottimale ragazzi, sta finendo, maledizione, ma io la miscela non la tocco. Il nostro ingegnere, che ha tutte le sue calcolatrici scientifiche lì nella sua scrivania, ha fatto i calcoli e forse non ci saranno problemi. Avanziamo, mancano 2 giri, 1 giro e mezzo alla fine ragazzi. Attenzione, gomma anteriore sinistra molto usurata, non voglio scoppiare proprio adesso, ecco perché non sto accelerando tantissimo in queste curve dove si dovrebbe accelerare. Avanziamo con calma, ancora Lewis Hamilton a 8 decimi di secondo dalla nostra posizione, molto lontano. Attenzione nella fase della grande curvona, eccola, attenzione, eccoci, che sofferenza ragazzi, mamma mia. Quarto posto ancora come obiettivo principale, si va in avanti, si procede, si va ad avanzare sopra la collinetta. Attenzione, stavolta per Lewis Hamilton è molto vicino, speriamo bene ragazzi, speriamo bene, mamma mia, vediamo se riusciamo ad accelerare nella maniera migliore. Attenzione anche da questa parte alla incidente, grosso incidente nel terzo settore, probabilmente Fernando Alonso, non ho visto una vettura che si è fermata nella mappetta tridimensionale e tutte le altre le sono passate accanto. Ecco perché vorrei avere un bel televisorino ragazzi, come appunto in televisione, per vedere cosa è successo appunto in passato. Maledizione, chissà, adesso non vedo l'ora di arrivare a finire la gara per vedere cosa è successo e chi è andato a essere spazzato fuori. 4 decimi in meno, Lewis Hamilton, Jenson Button terzo posto, riesce a ottenere quindi questa terza posizione. Chissà quello che accadrà ragazzi, perché mancano 15 curve, affrontiamole tutte all'interno e come meglio possiamo. Slitta un attimino la gomma posteriore destra, come ovviamente volevasi dimostrare. Attenzione, si va ancora in avanti, forse la nostra strategia è stata indovinata. Vediamo un pochettino le nostre gomme, adesso le faremo riposare nel momento in cui arriveremo a casa. Forza che siamo ancora vivi, forza che ce la facciamo, maledizione, le gomme non tengono più ragazzi. Lewis Hamilton è incollato alla nostra posizione, ultimo giro, si va in avanti. Attenzione, abbiamo perso molto, circa 6 decimi. Anche da questa parte non tengono più le gomme ragazzi, anche la gomma posteriore sinistra sta andando anche l'ultima gomma. Lewis Hamilton è molto vicino, il carburante non possiamo spremerlo più di quanto è stato spremuto. Attenzione, si va col sovrasterzo ragazzi a tener testa a Lewis Hamilton. Ancora si continua, l'ultima fase, si va al secondo settore, speriamo di non scoppiare ragazzi, le gomme hanno una pressione davvero molto elevata, sono consumatissime. Attenzione, con calma in questa curva. Prima ha effettuato l'incidente probabilmente Fernando Alonso. Attenzione, si va in avanti e sarà qua che dovremo stare attenti. L'ultimo rettilineo pericoloso della nostra storia, il DRS contro il KERS, chi la spunterà lo sapremo tra poco. Avanza ancora Lewis Hamilton, ma è costretto nuovamente a rientrare. Attenzione ragazzi, che forse potremmo sognare ancora una volta, aprire lo champagne per la festa del podio. Vediamo un pochettino, ed ecco che la Williams va a vincere il Gran Premio del Nürburgring quest'oggi in Germania, questa splendida domenica. Mamma mia, gomme usurate, e vince mani al cielo. Seconda vittoria della Williams quest'anno, primo posto Edward Van Helgen quest'oggi davanti all'inglese Lewis Hamilton. Gara memorabile della Williams, alziamo i pugni al cielo. Congratulazioni per la tua fantastica vittoria. Grazie amico mio. Fernando Alonso, avevo visto bene, ha investito e è arrivato all'ottavo posto prendendo solo 4 punti. Jenson Button seconda posizione, all'ultima curva riesce a fregare Lewis Hamilton, in seguito Mark Webber, Sebastian Vettel, Perez, Raikkonen, Alonso, Grosjean, Felipe Massa, Hülkenberg, Nico Rosberg, Ricciardo, Di Resta, Vergne e Maldonado, 16° posto. È sicuramente una gara memorabile. Ora sei al secondo posto nella classifica piloti.
Avete visto ragazzi? Anche molto vicini a Vettel, appena un punto dalla sua prestazione. Abbiamo superato quasi tutti e sicuramente nelle prossime gare avremo anche l'opportunità di vincere il campionato, non si sa mai. Comunque, per quanto riguarda il campionato costruttori, ovviamente mi sa che non c'è niente da fare, siamo molto lontani anche dalla Lotus perché portiamo per adesso solo noi i punti. Comunque adesso accolti nel nostro box Williams per la festa del podio, usciamo dalla nostra autovettura, mani al cielo, vediamo quello che riusciamo a combinare. Eccoci, alziamo le mani, olè, stappiamo lo spumante. Ottima vittoria ragazzi, veramente. Vediamo un pochettino di salutare anche le nostre, ecco addirittura ci accoglie Jenson Button se non sbaglio dalla faccia. Vediamo un pochettino anche Lewis Hamilton, però grande vittoria. Vediamo un po'. I giornalisti dicono che Van Helgen è in tabella di marcia. Sembra che Van Helgen abbia recentemente conquistato risultati positivi. Un addetto ai lavori che non vuole rivelare la propria identità ci ha confermato che la Williams sono molto soddisfatti del pilota. Molto bene, guadagnata esperienza in maniera concreta, perfetto. E adesso si va in avanti, molto bene. Gran premio di Ungheria per la prossima volta ragazzi. Budapest, eccolo qui, ci sarà sole, molto bene. Dati di gara, che bel risultato al Nürburgring, non potevamo proprio chiederti di più di questo da questo weekend. Divertiti nel tuo fine settimana. Ho una buona notizia per te, la squadra ha deciso di premiare il tuo lavoro di questa stagione promuovendoti a parità di status con Pastor Maldonado. Se continuerai così potrai addirittura essere promosso a prima guida. Molto bene, vantaggio su Pastor Maldonado, vantaggio nella nostra grande nel nostro campionato piloti. Ci becchiamo ragazzi all'interno della prossima gara, 10° Gran Premio a metà della nostra stagione. Ciao a tutti!